Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia, i titoli del nostro giornale. Sicurezza a Palermo, oggi il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in città, in arrivo altri poliziotti e altre telecamere. Il titolare del Viminale sottolinea pochi commercianti denunciano. Blitz antimafia a Palermo, 13 arresti, 45 indagati, in manette anche Raffaele Galatolo, grazie a permessi premi e semilibertà continuava a fare affari e a dirigere la cosca dell'Acquasanta. A Catania, controlli antidroga della polizia, a Picanello arrestato un 21enne, in mattinata interrogato uno dei minorenni protagonisti della sparatoria in piazza Beppe Montana. Vannacci abbia il coraggio di chiedere scusa, il coro unanime delle mamme di Giordana Di Stefano, Sara Campanella e Laura Russo, morte per mano di uomini violenti. Indignazione dopo le parole dell'ex generale che ha negato il reato di femminicidio perché è un reato come gli altri. Catania si prepara per i 900 anni dalla traslazione delle reliquie di Sant'Agata da Costantinopoli. Dal 20 luglio al 18 agosto un giubileo straordinario incentrato sui valori dell'identità cittadina e della fratellanza. A Salina cala il sipario del Mare Festival, applausi per Vincenzo De Lucia, il trasformista che ha conquistato il pubblico con le sue irresistibili imitazioni delle dive della TV e della musica, dalla Vanoni alla Pausini. Calcio, in attesa di definire la trattativa per il nuovo allenatore, il Catania non esercita il diritto di riscatto per Pieraccini d'Ausilio, forte verso la permanenza. Ancora ben trovati, parliamo di sicurezza a Palermo. In apertura oggi la visita del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che è arrivato in città e ha annunciato che ci saranno altri poliziotti e telecamere. Il ministro ha anche sottolineato sono pochissimi i commercianti che denunciano richieste estorsive, un dato molto basso. Ma sentiamo il servizio di Marco Gulla. Su 21 attentati intimidatori a firma del racket delle estorsioni avvenuti a Palermo da fine novembre ad oggi, solo un commerciante aveva denunciato la richiesta di pizzo. È il dato emerso nel corso del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato a Palermo alla presenza del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi dopo l'escalation criminale degli ultimi mesi. Resta bassissimo dunque il numero delle vittime e chi si rivolgono agli inquirenti per segnalare di aver ricevuto la visita degli estortori. Un dato questo sottolineato anche da Piantedosi al termine dell'incontro in prefettura. Ci sono un bassissimo numero di denunce rispetto agli arresti fatti e anzi ci può essere anche qualche evidenza che qualcuno ancora vive la suggestione e la soggezione insomma di qualche modo di assecondare in prima battuta le richieste estorsive. Io questo voglio cogliere l'occasione per quindi evidenziare che qui a Palermo, ma in generale in Italia, lo Stato rispetto a qualche decennio fa c'è. Il ministro Piantedosi questa mattina ha presenziato anche all'inaugurazione della Villa Quarto Savona 15, immobile confiscato alla mafia che diventa un centro estivo per bambini ad Aspra, frazione di Bagheria, una mafia che secondo Piantedosi sta sfruttando il ricambio generazionale. È molto probabile che c'è un ricambio generazionale, ci sono nuove generazioni che stanno cercando di affermarsi, di accreditarsi, probabilmente con qualche compito di direzione da parte di qualcuno che invece sta anche in carcere, insomma in qualche modo già ristretto nelle patrie galere. Per fronteggiare la criminalità a Palermo verrà aumentato il numero delle telecamere e anche quello dei poliziotti, 90 in più tra luglio e agosto. Inoltre verranno stanziati 5 milioni di euro proprio per pagare straordinari e assumere altri agenti a tempo determinato. Restiamo a Palermo perché c'è stato un blitz antimafia con 13 arresti. Tra questi il boss ergastolano Raffaele Galatolo, che continuava a dirigere il clan dell'Acquasanta grazie alla semilibertà, ma in manette è finito anche lo storico capomafia dell'Arenella Stefano Fidanzati. Luca Ciliberti.
Ci sono anche i boss Raffaele Galatolo di 75 anni, capo mafia dell'Acquasanta, e Stefano Fidanzati, capo mafia dell'Arenella, tra i 13 arrestati nell'inchiesta della DDA di Palermo sulle famiglie mafiose dell'Acquasanta e dell'Arenella. Proprio Galatolo, approfittando di permessi premio e semilibertà, continuava a dirigere il clan e fare affari. Condannato all'ergastolo, Galatolo aveva ottenuto la possibilità di uscire dal carcere e lavorare in un'associazione di volontariato. Le misure cautelari di oggi rappresentano il culmine di una complessa e prolungata attività investigativa. Entrambe le famiglie, quella dell'Acquasanta e dell'Arenella, sono strategiche e inserite nel mandamento di Resuttana. Nel registro degli indagati sono state iscritte complessivamente 45 persone a cui vengono contestati a vario titolo i reati di associazione mafiosa, favoreggiamento personale, bancarotta fraudolenta, riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori ed esercizio abusivo delle scommesse. Gli investigatori sono riusciti a ridisegnare l'organigramma interno alle due storiche famiglie mafiose palermitane che, grazie a una fitta e fedele rete di alleati, continuavano a esercitare un controllo capillare sui territori di riferimento. I boss, sia all'Arenella sia all'Acquasanta, attraverso interazioni con altri esponenti di vertice di Cosa Nostra, avrebbero esercitato la propria influenza intervenendo nella risoluzione delle controversie e sull'operatività delle attività economiche della cosca, rilevando anche società fittiziamente intestate e incensurati al fine di ripulire i capitali illeciti. Le attività di indagine hanno documentato un articolato sistema di raccolte illegali di scommesse sportive realizzato attraverso l'installazione di punti gioco occulti, la fissazione di quote e la ricezione delle giocate esclusivamente in contanti, con il duplice scopo di generare profitti, evadendo le imposte, e riciclare proventi derivanti da altre attività illecite. A Catania, controlli antidroga della polizia. Un 21enne a Picanello è stato arrestato. Intanto si stringe anche il cerchio sulla sparatoria di Piazza Beppe Montana. In mattinata l'interrogatorio di uno dei minorenni fermati. Sentiamo Tonino De Mana. È aperta l'offensiva delle forze dell'ordine contro il traffico di sostanze stupefacenti. A Catania un giovane di 21 anni è stato arrestato dalle volanti e dagli agenti del commissariato Borgognina per spaccio di droga. Nella sua abitazione, nel rione di Picanello, la polizia ha trovato e sequestrato 4,5 kg di marijuana, 1 chilo di hashish e 46 grammi di cocaina. Indagini sono in corso per risalire ai destinatari del carico e, perché no, agli eventuali e possibili acquirenti. E ruota attorno al narcotraffico invece l'inchiesta sulla sparatoria avvenuta nella notte tra giovedì e venerdì in piazza Beppe Montana, incastonata tra le vie Ustica e Capopassero. In tribunale l'interrogatorio di garanzia per uno dei minorenni che aveva con sé una pistola. A Trappeto Nord a fronteggiarsi sarebbero state due fazioni contrapposte che sembra siano entrate in contrasto per la gestione dello spaccio, business gestito dalla famiglia Calabretta. Equilibri che potrebbero essere saltati, quindi basta veramente poco per scatenare l'inferno, come è avvenuto in piazza Montana, con un bilancio di 3 feriti che poteva avere conseguenze decisamente peggiori. A terra oltre 20 bossoli, a conferma di un vero e proprio conflitto a fuoco che ha visto protagonisti giovani, i picciriddi, come qualcuno li ha definiti. E fra i 3 c'è il figlio, nonché nipote, di un pezzo da 90 del narcotraffico di via Capopassero, a testimonianza che la sparatoria potrebbe essere legata ai contrasti per il business della droga. A Siculiana Marina, nell'Agrigentino, una domenica di mare si è trasformata invece in un incubo, una lite per motivi di traffico è degenerata nella brutale aggressione di un'intera famiglia da parte di 2 ragazzi, feriti un disabile e la moglie in gravidanza. Davide Sardo. Doveva essere una domenica di mare e relax, ma si è trasformata in un pomeriggio di violenza. A Siculiana Marina, in provincia di Agrigento, una lite per motivi legati al traffico è degenerata in una brutale aggressione che ha coinvolto un'intera famiglia, tra cui una donna in gravidanza e un uomo invalido. Secondo il racconto diffuso sui social da una delle vittime, la donna si trovava nella località balneare insieme al marito, al figlio e alla suocera quando 2 giovani avrebbero reagito con estrema violenza a una discussione nata per futili motivi. Ad avere la peggio il marito della donna, invalido, che sarebbe stato colpito ripetutamente con pugni e scaraventato a terra, continuando a subire colpi anche quando era ormai sul selciato. Non si sarebbe fermata qui la furia degli aggressori. La stessa donna, in evidente stato di gravidanza, sarebbe stata raggiunta da un pugno al volto e spinta a terra, riportando diverse escoriazioni.
Nel suo sfogo social la donna punta il dito anche contro chi avrebbe assistito alla scena senza intervenire, denunciando un atteggiamento di indifferenza che a suo dire ha reso ancora più drammatici quei momenti. Momenti di paura culminati, sempre secondo la denuncia, con minacce di morte rivolte alla famiglia prima della fuga dei due giovani. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine. Sull'episodio è intervenuto anche il sindaco di Siculiana Peppe Zambito, che ha espresso solidarietà alla famiglia e ha condannato ogni forma di violenza. E infuria la polemica dopo le parole di Vannacci sul femminicidio. Dure le reazioni di chi ha perso una figlia per mano di uomini violenti. Tra queste Vera Squatrito, la mamma di Giordana, la mamma anche di Sara Campanella, e Giovanna Zizzo, la mamma di Lauretta, uccisa a 11 anni dall'ex marito. Vannacci abbia il coraggio di chiedere scusa, dicono le donne. Desiree Ferlito. E come normalizzare la violenza, e questo mi ha fatto molto male. A distanza di oltre 10 anni dall'omicidio di Giordana Di Stefano, il dolore di una madre torna a farsi voce pubblica. Vera Squatrito, mamma della giovane uccisa nel 2015 a Nicolosi dall'ex fidanzato, ha affidato una lettera aperta pubblicata sui social, una dura replica all'europarlamentare Roberto Vannacci dopo le sue recenti dichiarazioni sul tema del femminicidio. Nel dibattito acceso dalle parole dell'ex generale, che ha contestato l'utilizzo del termine femminicidio, sostenendo che ogni omicidio abbia la stessa gravità indipendentemente dal sesso della vittima, la mamma di Giordana richiama la propria tragedia personale pubblicando la foto della tomba della figlia e si rivolge a Vannacci. È il movente che fa la differenza rispetto all'omicidio, non è il sesso, è il movente fatto di tutte le aggravanti in un percorso di violenza che le donne hanno subito prima ancora di essere uccise. Insieme a Vera Squatrito il dolore di chi quella tragedia l'ha vissuta sulla propria pelle. Tra queste Cetti Zaccaria, mamma di Sara Campanella. È un'ingiustizia, chiedo almeno il rispetto del silenzio davanti a chi piange. Chieda scusa. E ancora Giovanna Zizzo, mamma di Laura, uccisa a 11 anni dal padre, come punizione nei suoi confronti che aveva deciso di lasciare un marito violento. Mia figlia è stata assassinata con l'unico obiettivo di punire me. E di tutte quelle mamme, Vera si fa portavoce. Che non dobbiamo mai smettere di gridare il nome delle nostre figlie, perché pretendiamo il rispetto tutte per le ragazze in assoluto e soprattutto per quelle anime innocenti che sono rimaste senza madre. Cambiamo argomento, c'è un primo rendiconto ufficiale del conto corrente dedicato all'emergenza frana di Niscemi. Sono stati raccolti oltre 270.000 euro, una parte significativa già trasferita a famiglie e attività colpite. Il Comune annuncia controlli e confronto sulle somme ancora disponibili. Gerry Italia. A Niscemi arrivano i primi numeri ufficiali sugli aiuti economici destinati agli sfollati dopo la frana che ha colpito il territorio nel gennaio del 2026. Il Comune ha trasmesso al Comitato Frana il rendiconto del conto corrente dedicato alla solidarietà e agli interventi in favore delle persone coinvolte. Il totale delle somme incassate è pari a 272.266 euro. 188.200 euro sono le somme già bonificate. Rimangono ancora disponibili 84.066 euro. Dai dati comunicati dall'amministrazione emerge che sono già stati effettuati pagamenti a favore delle famiglie e dei soggetti interessati dai provvedimenti di sgombero, risorse destinate anche alle attività produttive che hanno subito conseguenze dalla situazione di emergenza. Tra gli interventi figurano contributi da 1.000 euro per le attività che hanno trasmesso il proprio codice IBAN e misure di sostegno per i nuclei familiari, comprese quelle collegate al contributo di autonoma sistemazione. Il sindaco Massimiliano Conti, nella comunicazione inviata al Comitato Frana, sottolinea che l'obiettivo dell'amministrazione è procedere celermente e nella massima trasparenza, fornendo un aggiornamento costante sulla gestione delle somme raccolte. Rimane adesso da definire l'utilizzo delle risorse ancora disponibili, oltre 84.000 euro che saranno oggetto di confronto con il Comitato Frana, alla luce delle necessità che emergeranno nei prossimi mesi. Un primo bilancio atteso dalla comunità, che fotografa la destinazione degli aiuti raccolti dopo l'emergenza e apre la fase successiva, quella delle nuove decisioni sulle somme rimaste e del sostegno alle persone ancora coinvolte. Miasmi sempre più frequenti nell'area attorno al petrolchimico del siracusano a Priolo Gargallo, uno dei comuni maggiormente interessati dai forti odori di idrocarburi. L'aria è irrespirabile, i cittadini sono infuriati, alcuni invece rassegnati. Sentiamo Francesca Loi.
Noi non sappiamo cosa fare, se non chiuderci in casa con le porte e finestre e aspettare che il vento porti la puzza da quell'altra parte. Basta passare vicino al petrolchimico per percepire un'aria irrespirabile. Qui è sempre così, ci dice chi vive nella zona, anche se ultimamente la situazione sembra essere peggiorata. Mancavo da Priolo da 3 mesi perché studio fuori e sono arrivato proprio a fine maggio, inizio giugno ho percepito un aumento enorme della puzza. Questo è il petrolchimico più grande d'Europa. Qui il lavoro c'è, ma a traballare è la salute. I casi di tumore tra Siracusa, Priolo, Augusta e Melilli sono tantissimi. Non a caso si parla di quadrilatero della morte. Abbiamo solo gente ammalata, siamo tutti ammalati in questo paese. Sull'app Nose i cittadini possono segnalare la cosiddetta puzza. Così poi scattano i controlli più dettagliati sulla qualità dell'aria. Dopo i campionamenti, però, sembra tornare tutto come prima. Fino ad oggi purtroppo è stato così. Addirittura anche la magistratura ha dato le prescrizioni e dalle prescrizioni poi non vediamo risultati concreti. Nel fine settimana il sindaco di Priolo Gargallo Gianni ha chiesto di fermare gli impianti per capire da dove arrivi tutto ciò, scrivendo anche al Ministero dell'Ambiente. Io non ho perso la vocazione industriale, ma ho perso rispetto all'industria quella stima che avevo, perché intossicare tutti i giorni i cittadini mi porta ad essere molto chiaro. Il mondo agricolo siciliano in piazza Santa Margherita di Belice denuncia una crisi che mette in ginocchio migliaia di aziende tra accuse alla politica, richieste di interventi urgenti eppure momenti di tensione. Agricoltori e amministratori lanciano un forte grido d'allarme. Sentiamo. Dalla crisi idrica al crollo dei prezzi di grano, vino e olio. A Santa Margherita di Belice, nell'Agrigentino, il mondo agricolo è sceso in piazza per chiedere risposte immediate. Davanti a Palazzo Filangieri di Cutrò, agricoltori, sindaci e organizzazioni di categoria hanno denunciato le difficoltà che stanno mettendo in ginocchio migliaia di aziende siciliane. Nel mirino soprattutto la gestione delle risorse idriche e i ritardi della politica regionale. E sicuramente non è colpa dell'agricoltore, tutto nasce da una gestione politica, a prescindere dal colore politico, a prescindere dall'appartenenza di destra o di sinistra. Questi risultati e questi dati dimostrano che ci sono stati 30 anni di politica che non ha avuto il senso della responsabilità e della tutela del settore agricolo. È prevalso l'interesse per le multinazionali, è prevalso l'interesse per settori diversi. Momenti di tensione sono registrati durante l'intervento del commissario del Consorzio di Bonifica Agrigento 3, contestato da una parte dei presenti. Cuffaro, Lombardo, Crocetta, Musumeci, Schifani, 5 nominativi, quasi 30 anni di governo in questa terra. Siamo rimasti a 30 anni fa. Anzi, siamo molto più indietro perché, come vedono tutti, i ragazzi scappano, l'agricoltura arretra. Dall'Assemblea è arrivato un appello chiaro alle istituzioni: servono interventi concreti e immediati per salvare uno dei settori trainanti dell'economia siciliana e garantire un futuro alle aziende agricole dell'isola. Catania si prepara a rinnovare il suo legame indissolubile con Sant'Agata, celebrando con diverse iniziative un giubileo straordinario per i 900 anni dalla traslazione delle reliquie da Costantinopoli. Si inizia il 20 luglio con la presentazione dei lavori di restauro del busto reliquiario a cura degli esperti dei Musei Vaticani. Adelaide Barbagallo. Catania rinnova la sua storica alleanza di fede e devozione con Sant'Agata. In Arcivescovado presentate le iniziative per il 9° centenario della traslazione delle reliquie da Costantinopoli. Un giubileo straordinario incentrato sul valore della custodia, dell'identità cittadina e della fratellanza. Il 20 luglio in cattedrale la presentazione dei lavori di restauro del busto reliquiario a cura degli esperti ai Musei Vaticani. Per 2 giorni, sino al 22 luglio, ostensione straordinaria delle reliquie. C'è stata una ricognizione delle ossa e il cranio sarà esposto in una teca particolare. Sant'Agata diventa anche ponte tra territori, l'8 e il 9 agosto il gemellaggio con Gallipoli e Galatina, con il pellegrinaggio delle reliquie.
La festa di mezz'estate sarà più solenne rispetto agli anni scorsi, con la presenza a Catania di un legato pontificio, che verrà accolto la mattina del 16 agosto in cattedrale. In serata il trasferimento delle reliquie ad Aci Castello per una veglia di preghiera rievocando lo sbarco del 1126. Il 17 agosto, giorno del centenario, pellegrinaggio a piedi all'alba dalle 4:30 da Piazza del Rotolo alla cattedrale, lungo il lungomare, via Etnea, sino in Piazza Duomo, dove avverrà l'incoronazione ufficiale del busto da parte del legato pontificio. La giornata si concluderà la sera con il pontificale celebrato in Piazza Duomo. Sant'Agata ci richiama alla nostra fede, ci richiama alla testimonianza di fede del nostro tempo, deve parlare al nostro tempo e parla in tanti modi. Catania è una città che deve credere in se stessa e nel proprio futuro, afferma il sindaco trantino. Deve essere la città orgogliosa di queste iniziative che si stanno compiendo, perché Catania parlerà di sé e farà parlare di sé. Il giubileo agatino si chiuderà il 18 agosto, giorno della dedicazione della cattedrale. In Basilica una solenne celebrazione e la consegna degli attestati ai neonati che portano il nome di Agata e Salvatore e riposizione definitiva delle reliquie nel sacello. E adesso lo spettacolo a Salina. Vincenzo De Lucia, il trasformista che ha conquistato pubblico e televisione con le sue irresistibili imitazioni delle dive della TV, è tra i premiati del Mare Festival che si è appena concluso. Eva Spampinato. Attore, trasformista e imitatore tra i più amati del momento, Vincenzo De Lucia ha conquistato il grande pubblico grazie a una comicità elegante, mai aggressiva, costruita sull'osservazione dei dettagli e sulla capacità di cogliere tic, inflessioni e sfumature dei volti più noti della TV italiana. Ma in realtà chi è Vincenzo De Lucia? Guarda, come diceva un mio collega, ho perso il mio io, quindi no, in realtà è una persona molto distante da tutte queste donne, che coltiva molto la malinconia da buon napoletano e quindi forse anche un po' lontano da quello che si immagina il pubblico. De Lucia è stato premiato al Mare Festival di Salina che si è appena concluso. Molto felice di essere qua perché è un posto magico, veramente, sotto tutti i punti di vista. Oggi sono andato in motorino a fare scorribande per tutta l'isola e da togliere il fiato. Da Maria De Filippi a Mara Venier, passando per Barbara D'Urso e Lily Gruber, basta una parrucca, un'espressione, una battuta fulminante ed ecco che le donne della televisione sembrano prendere vita. Perché la scelta di fare tante donne? L'universo femminile è quello che secondo me ha migliorato di gran lunga proprio il mondo. Secondo me il femminile è una cosa di cui abbiamo bisogno assolutamente. Dietro ogni imitazione però c'è molto più di una semplice caricatura, c'è studio, tecnica e una straordinaria capacità interpretativa, un vero dono di natura. Lo dico sempre, arriva tutto da lì, ti puoi sforzare, puoi studiare, affinare, ma se non ti arriva da là un dono, un talento, è difficile andare avanti. Ci fermiamo per una pausa, ritorniamo tra poco per parlare di calcio. Si apre una settimana decisiva per il Catania per la scelta del nuovo allenatore. Vi aspetto tra poco. Bentornati, seconda parte del nostro giornale. Adesso parliamo di calcio, del Catania nella settimana decisiva per l'allenatore. Varrà è la certezza, Forte resta in rossazzurro, Pieraccini ed Ausilio invece torneranno alle loro società di appartenenza. Il Catania non eserciterà il diritto di riscatto. Sentiamo Marco Carli. Una certezza, le prime decisioni relative al mercato e la settimana decisiva sul fronte allenatore. Il Catania nei giorni legati ai procedimenti sulle iscrizioni ha la certezza ormai nota da tempo relativa al direttore sportivo, con l'accordo già definito 2 anni di contratto con Varrà che ufficialmente da inizio stagione, cioè dal 1 luglio, ricoprirà il ruolo. Cominciano anche i 3 giorni dedicati ai riscatti. Il Catania ha deciso di non esercitare il diritto di opzione per Pieraccini per questioni di costo e non di gradimento del giocatore. Il difensore classe 2004 farà quindi
quindi rientra al Cesena per fine prestito. Stesso discorso vale per D'Ausilio, che ha un contratto fino al giugno 2028 con l'Avellino e valuterà il suo futuro con la società Irpina. Diversa la situazione di Forte, che dal 30 giugno sarà svincolato dall'Ascoli all'accordo con il club etneo fino al 2027. Rimane il rossazzurro dopo i 9 gol e 3 assist dell'ultima stagione per un attacco che al momento al centro vede Forte, Caturano e Leonardi, ma si parla di altri profili come Parigi, classe 96, 17 gol a Latina e una miriade di club che lo cercano. Tanto permanenze, acquisti e cessioni comunque dipenderà dal nuovo allenatore. E qui si entra nella settimana decisiva. Il favorito è, e si rischia di dire era, se i tempi si allungheranno ancora, Caserta, con cui si tentano di definire le condizioni sulla base del progetto e degli accordi che prevedono nella nuova linea della società parti variabili. In più c'è l'Empoli che deve decidere, anche se è improbabile che il tecnico resti in Toscana se non si arriverà alla soluzione. De Giorgio, più di Troise e Diana. Facciamo un'altra breve pausa, ritorniamo tra poco con gli ultimi aggiornamenti. Al via il nuovo servizio della Polizia di Stato Denunce Online. Il portale, raggiungibile all'indirizzo denunceonline.poliziadistato.it, offre ai cittadini un servizio di trasmissione telematica di predenuncia. Si possono segnalare furto, frode informatica, truffa, accesso abusivo a sistema informatico o telematico, indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento, diffamazione online. Con questa notizia ci fermiamo, grazie per averci seguito. A tutti voi un buon proseguimento di serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.